sentito le segnalazioni 113 che dicono che c'è ancora gente che mangia i gatti. Non è possibile, Maria Ma Santa. c'è il giornalista che ha filmato le rese. Tasi. Sui giornali non si parla d'altro e anche i cani fanno fatica a credere. Sentiamo qualche testimonianza. Sì, il mio padrone è un ristorante che fa da cagare e gli dà i gatti e invece dice che è coniglio da copi. Ecco, l'ho visto fare io un giorno. È vero, è proprio vero. A me mi hanno rapito un giorno e mi hanno tenuto cantina per un mese intero, ecco, e mi hanno ingolfato e mi hanno fatto inciccionare, non te vedi? Che buello che sono, Dai, su che sei tutto finito. una volta c'era un figurino e mi faceva un sacco di gattine, adesso sono un buello, paro Maurizio Costanzo, a son senza coglio, a da ciaparli, che vigliacchi. Aia. Il massagagnà. A voi vi è mai successo? No. E a qualche vostro amico? Sì. Lasciami stare, non voglio parlare, non voglio essere riconosciuto. Mi casama a mio fratello. Lasciami stare, goito. Ho perso mio fratello. Salam aleikum, Allah, Kabir, sono un gatto persiano. Io avevo rento, ho detto Allah, non capisco niente, sono buono solo per fare il kebab, Oggi sono di guardia, mi tocca guardarmi oggi. Devo guardare se arriva qualcuno. Se arriva qualcuno con chiama l'allarme. Sì, bisogna che stare attento. Ah, ci sono gatti che si lenano fanno dei veri e propri esercizi di nascondirotti. A me mi sconde qua Dentro, ecco, mi scondo. Si vede. E se no? mi cazzo ne scatolone. E se sento adesso una televisione. Destro, sinistro, di chi prova a rinto da me. Il ciapo da erece, che è sgrafo che fa sapere a sfranze. Hai ciapo la pista tanto il culo che lo fa fare come una versa. Destro, sinistro. Mamma, oddio, eccoli, mamma. Ma nonostante tutto il terrore non si placa. Eccoli, Dio, mamma, eccoli, che rima, eccoli. I gatti sono spaventati. Come ti vedono, fanno la goba e scappano via. C'è paura. Finirà mai sta piaga? Boh. Ascolta, invece di fare le balette con quello che hai cattato nel naso, fai un giretto su www.sitobifido.it, puoi vedere dove faccio i spettacoli e magari contattarmi per una serata, ascoltare le repliche di Gol de Ponta, la trasmissione radiocomica della domenica mattina, scaricarti a gratis delle menadine per il cellulare, fare un giretto nel Bifido Corner Shop e comprare qualche gadget e se vuoi schissa mi piace sulla pagina del Beppe Bifido Fan Club. Ciao Veggio, mettete in bola!